Anche l'Università Ca' Foscari di Venezia lancia un appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che da oltre un anno si trova dal 15 novembre 2024 arrestato in Venezuela. Trentini, originario dell'Ilva di Venezia e nostro connazionale, è un ex studente di Ca' Foscari, dove nel 2004 si è laureato brillantemente in storia contemporanea con il massimo dei voti. La lettrice Tiziana Ripiello ha voluto ricordare lui e la sua famiglia in questa lotta, in apertura del convegno di 3 giorni che l'Università Veneziana ha voluto dedicare alla storia dell'immigrazione italiana in Sud America. Così lo striscione Alberto Libero è esposto in Canal Grande alla facciata principale del palazzo di Ca' Foscari, un monito per i veneziani, turisti e gli stessi studenti. All'appello per Trentini si è unito in videocollegamento anche il giornalista e coordinatore nazionale dell'articolo 21, Giuseppe Giulietti, fin dal primo momento a fianco di questa battaglia. Anche il Comune di Venezia ha aderito attraverso le parole del consigliere comunale e delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpa Marta. Ci uniamo all'appello dell'Università di Ca' Foscari di Venezia per la liberazione di Alberto Trentini. Ci auguriamo che al più presto Alberto possa tornare dalla sua famiglia a Lido di Venezia. Siamo fieri di Alberto, ha detto tra l'altro nel suo discorso la lettrice Ripiello, dando la sua vicinanza alla famiglia Trentini e spiegando il significato dello striscione esposto alle finestre della sede centrale di Ca' Foscari. Quello che ci auguriamo appunto è che Alberto possa tornare al più presto dalla sua famiglia a Lido di Venezia.